Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il suo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, cari amici, innanzitutto il mio saluto più fraterno e più cordiale e il benvenuto a tutti voi per questa celebrazione eucaristica. Innanzitutto mi presento perché sappiate chi concelebra questa messa. Sono Don Giuseppe Casti, salesiano di Don Bosco, sono sardo di Sardara, però vivo a Roma e rendo servizio alla congregazione salesiana lì a Roma. Ecco, sono ben felice di essere con voi e di celebrare questa Eucaristia. Siamo all'inizio dell'anno, per cui l'augurio migliore che vogliamo rinnovarci oggi è quello che ci dà la liturgia, quell'augurio che abbiamo già sentito ieri e che dice: Dio faccia risplendere il suo volto su di voi, vi custodisca nella sua grazia e vi conceda la pace. Ecco l'augurio che faccio a ciascuno di voi, che faccio a Don Giampiero, il vostro parroco, a Don Beppe e a Don Antonio e a tutti voi e alle vostre famiglie. L'augurio di Dio, la sua grazia e la sua pace. O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con l'insegnamento e l'esempio dei santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, donaci uno spirito umile e ardente per conoscere la tua verità e attuarla con un coraggioso programma di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santadi tutto il Paese, alla comunità civile, che ci assumiamo la nostra libertà, la nostra responsabilità per creare un mondo migliore, a cominciare dalle nostre persone, dalle nostre famiglie, dal nostro Paese, dalla nostra parrocchia. In questa festa di pace noi rendiamo grazie a te, Figlio dell'uomo, mentre portiamo all'altare i nostri doni e di pace, misterioso scambio, noi cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero adorabile del Natale, egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere. Santo, Santo, Santo. Come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Davanti a me, nella storia e Oggi ecco, lasci qualche segno. È l'augurio più bello che vi posso fare in questo momento, anche per l'anno che abbiamo appena iniziato. Davvero grazie di cuore a tutti e buon anno. E poi l'augurio a ciascuno di voi che ogni volta che entrate qui, almeno questo è il sentimento che io provo,
è come entrare nelle cose essenziali, belle, grandi, in quei valori della nostra terra e del nostro popolo che dobbiamo riscoprire, valorizzare, arricchire e comunicare. Qualche volta abbiamo dei grandi valori nella nostra vita, nel nostro popolo, ma non riusciamo, almeno facciamo difficoltà a comunicare questi. Ecco, dobbiamo trovare oggi le parole, i gesti per comunicare ciò che di bello, di grande fa il nostro popolo della Sardegna. Questa benedizione di Dio che scende su di voi, sulle vostre famiglie, su questa comunità, su tutte le persone che voi amate. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Un ritorno gradito ai Zudas in una giornata particolare. Molto particolare, sì. Un suo pensiero su questa manifestazione? È una bella tradizione che bisogna conservare prima di tutto e cercare di scoprire il valore, ecco, di questa celebrazione. Che cosa vuol dire? Valorizzare il nostro territorio, le tradizioni, fare il presepe qui, celebrare la messa. Ecco, sono tutti valori grandi, belli, che dobbiamo vivere, custodire noi e comunicare questa bellezza e questa grandezza anche ai ragazzi, ai piccoli e ai giovani in particolare, perché possano apprezzarli e continuare questa tradizione.